sì, gli alpini ci sono e vorremmo che ci fossero ancora, perché vedete, la memoria è l'elemento fondamentale di un popolo, la memoria è l'identità del popolo, senza memoria non c'è futuro. Il grido del presidente dell'ANA nazionale Sebastiano Favero risuona in una piazza del plebiscito in festa e tutta alpina. A Napoli la 3 giorni dedicata alle celebrazioni per i 150 anni di fondazione delle Penne Nere. A Napoli perché fu all'ombra del Vesuvio che il 15 ottobre 1872 Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto che istituì i soldati da montagna dell'esercito italiano. 150 anni di storia passati attraverso il costante impegno degli alpini in guerra e in pace. E il numero 1 trevigiano dell'ANA nazionale ribadisce anche a Napoli la necessità di trovare una continuità. Negli anni e anche negli ultimi mesi non è mai mancata la richiesta di reintrodurre il servizio di leva o almeno una mininaia, un appello rilanciato anche a Napoli. In questa società, che è una società individualista, una società virtuale, noi abbiamo bisogno che anche i nostri giovani possano prendere contatto con i nostri valori. Per questo al nuovo Parlamento, al nuovo governo diciamo attenzione ai giovani, ma per i giovani bisogna portare quei valori, trasmettere quei valori che ci sono propri, che la nostra gente, che noi alpini siamo capaci di dare in ogni momento.